Benvenuti in autunno! Devo soffiarmi il naso ogni volta che faccio letto in mano! Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in uno dei percorsi più iconici delle Dolomiti bellunesi. Siamo vicino a Cortina e andiamo a fare il giro ad anello della Croda da Lago. Buona visione! Siamo al Ponte de Rocurto, questo è il punto di partenza e prendiamo il 437, intanto verso il Cason de Formin. Ah, ci sono due supacani! Visti? Allora qua abbiamo la vista sulle 5 torri, il Lagazzuoi e qua Tofana di Roses e di mezzo. Wow! Una pianta di peperoncini! Ma dai! Sto scherzando! Rosa canina. Rosa canina, no, neanche. C'è un ponticello, ma dobbiamo passare su quello. Sei pronto? Sì, dobbiamo passare lì. Sono un po' preoccupata. Piace? No. Scherzone! Invece andiamo su per via. Allora siamo arrivati adesso a Cason, a Cason de Formin 1845, quindi qui c'è un bivio, come vedete ce ne sono svariati. Allora se volete fare un giro più semplice, andare direttamente al lago e al rifugio della Croda da Lago, per di qua, che è il 434 verso rifugio Croda del Lago e rifugio Palmieri. Invece noi adesso andiamo a fare, giriamo di qua per il 435 per fare il nostro anello della Croda del Lago e notare la bellezza di questi larici. Guardate qua i colori dell'autunno, è proprio il giro dell'autunno questo. Qua il sentiero comincia a salire deciso. Quanto è bello l'autunno! Che roba! Allora arriviamo qua in un punto super mega panoramico, nel senso è una vagliata ma bellissima, e questo è il momento giusto per fare una merenda. Cosa abbiamo? Fa vedere. Sono dei ciuccetti però con un po' più di attenzione, che senza gelatina animale e l'incarto di carta.
Devi aprirli un po' meglio. Magnettasi. Assunga. Adesso si vede anche la luna. L'unica stella marina l'ho data a te. Allora, siamo a 2000, abbiamo fatto 340 di dislivello, 3 km e 3. E qua ci fermiamo perché stiamo a bocca aperta. Che roba, amore. Ah già. Che bello Fabio. Che roba. Cos'è bello? Beh, tutto direi. Benvenuti in autunno! Se non riesco a fare una foto ogni secondo per ricordarmelo. Amore, dei reel, dei reel. Dei reel. Allora, siamo saliti da lì sotto. Adesso qui inizia il sentiero per esperti, nel senso che bisogna un po' orientarsi, ci sono un sacco di vie, vero Già? Di sì. Sì. Allora adesso qui è un pezzetto un po' tecnico, sentiero difficile da trovare, infatti abbiamo sbagliato seguendo altre persone che andavano via come i caccia, vero Già? Abbiamo sbagliato tutti insieme. Sì, adesso tagliamo per qua, tanto piuttosto del ghiaione fai delle rocce, tanto qua devi andare in forcella, quindi non è che c'è tanto da sbagliare, basta andare in su, per qui. Adesso tagliamo per qua in mezzo. Siamo arrivati da qui dietro, eravamo nella montagna sbagliata, diciamo. Monade. Abbiamo sbagliato completamente il sentiero, adesso ci siamo ricongiunti. Oh, sì, adesso è detto fame. Andiamo di qua. E adesso ci siamo ricongiunti col sentiero classico. Abbiamo fatto un fuori percorso che però su roccia non calpestata da nessuno, super grippa alle scarpe, e la montagna è più bella se c'è nessuno e hai aderenza. Adesso vedo il segno, quindi di qua amore, super lì. Allora qua sentiero super tecnico e si va su seguendo gli omini, no, ma ci sono anche i segni ogni tanto. Là dove eravamo prima non era segnato perché era sbagliato, vero Già? Non ho fatto niente. Allora ci sono dei camosci, è impossibile vederli. Ah, ci sono sempre, che bello averli visti. Ehi, stanno arrivando, guarda. Ma dai, sono veloci. Assurdo. Non so se si vedono. E noi tiriamo un po' il fiato. Super camosci. Il loro ghiaione invece frega niente, ha detto. Allora, adesso che è venuto fuori il sole qua e c'è questa specie di vagliatina qua in alto, tanto qua vediamo la Stoy de Formin, che è quella montagna tutta dritta. È il mio preferito, la Stoy de Sì, Formin. che lo vediamo sempre quando siamo dal Giau, da quelle parti là, vero amore? Guarda che da luce è meglio se mi metto così. E adesso qui abbiamo visto un sasso bellissimo qua per sederci Bellissimo sasso. e decidiamo di fare una merenda perché abbiamo fame. E così ci godiamo un po' il paesaggio, che abbiamo appena visto due camosci. Vi sembra un panorama brutto per fare una merenda questo? Allora, adesso Lassù ci sono dei mufloni. mangiamo dei snecchini qua, dei fiorentini gusto Qui c'è sopra pizza. pecora. Poi abbiamo delle noci. In verità, dentro ci sono gli anacardi. Anacardi, abbiamo visto benissimo. No, noci e anacardi insieme. E il paninetto di merendina.
Oggi è il 16 di ottobre, la macchina segnava 4 gradi quando siamo scesi. Andiamo amore? Andiamo. Su se. Sì. E se tu metti? Ma noi abbiamo parlato delle tastiere di una volta. Allora da qua vediamo un sacco di belle montagne. Papi, scusami, ti Allora, là verrà Nuvolau e Raguseglia. Poi abbiamo gli ragazzoi. Grazie, papi. E poi Tofana di Roses, Tofana di mezzo, uno mangiano. eccetera. Stupendo. Che robe. Che robette. Siamo in Forcella. Guardate che roba. Guardate che roba. Vengo io se vuoi. No, vengo, ma allora li faccio venire. E c'è il Pelmo Dov'è Claudio? e questa è Cima Ambrizzola. E amore, cosa ne pensi intanto? Bello sto giro? Bellissimo. Che roba. Spettacolo, eh? Quanto bello è? Quello è il Pelmo. No, dobbiamo farlo lì e poi girare di qua. Sì, andiamo via, già via. Alta via numero 1. Super. Allora adesso abbiamo finito la gran parte della salita, adesso cominciamo ad andare giù in maniera pesante qua. Scendiamo e andiamo verso Forcella Ambrizzola. Qui sentiero pettina bene in giù. Nuovo termine amore, quando il sentiero è brutto pettina. Pettina. Sì. Ma devo passare di là? Sì, Ah, aspetta. lo vedo dall'alto. Allora qua il sentiero diventa ghiaione in discesa, però dai, è fattibile. Adesso dobbiamo andare giù e passare intorno a là. Amore, già. Beccatevi sta luce perfetta. Amore? Cosa pensi? Penso che fa oggi, mi sta tenendo a dieta. Adesso mangiamo, qui mi pare il posto giusto. Allora, siamo di giù da là sopra e qui sembra finisca. Vedete, il sasso inizia un po' di erba. Dove vuoi tu? Ci sono dei supacorvi lì. Oppure che mi rubino la merenda. Perché dobbiamo mangiare, amore? Spiega. No, è che non abbiamo ancora pranzato. Sono le Sa, mezzogiorno e fame stiamo. Ma che mezzogiorno? È Sono l'una. le 2, mi sa. Ma che due? Adesso ti dico io che ora. Comunque, guardate qua quel pinetto. Che figo. Lui sì che è solitario. Allora, già trovato un posto dove mangiare. Tac. Oggi il paninetto per essere più leggeri senza pentolame. Allora, già racconta velocemente cosa c'è dentro. Questo qua è un pane che si chiama ape. Dentro ha dell'hummus con i pomodori secchi, i capperi, delle zucchine grigliate da Fabio e del formaggio fresco spalmabile e della maionese allo yogurt. E arrivederci, ciao. Top, buon appetito. Allora, mentre siamo qui in pausa snack pranzo panino,
vi faccio vedere che sono appena andato a Decathlon e mi sono preso sto zainetto qua perché ho visto che era in super offerta 13 euro e soprattutto pesa 620 grammi rispetto al mio zaino da 2,5 kg. E per questi giretti qua che facciamo in versione light, vedete anche già che ha un Arpenaz 20, perché facciamo bei giretti lunghi questi anelli qua e cerchiamo di essere leggeri. Devo soffiarmi il naso ogni volta che fazzoletto in mano. Mi ho messo su un po' di acqua calda, ci facciamo il caffè. Quello caffè bustina, quello ancora del granito. Porca miseria, sono senza zucchero, mi sa. Sei, questo cos'è? Bravissimo. Caffè pronto e buon caffè. Allora, caffè, dolcino, ho mangiato tutto. Adesso andiamo verso Forcella Ambrizzoia che ci aspetta e poi andiamo giù verso il rifugio e il lago. Il lago è il lago Federa. Finalmente? Cioè, andiamo a vedere sto lago. C'è un cartello. Allora arriviamo qua al cartello. Adesso prendiamo il 436 verso Forcella Ambrizzoia. C'è uno in bici qua che ci stava prendendo su. Rifugio Palmieri si chiama, Palmieri, vero Gè? Adesso lo sai? Comunque questi sono i sentieri, certo sono un po' affollati perché sono bellissimi. Questo è uno degli anelli più famosi delle Dolomiti, qui viene gente da tutto il mondo, è veramente uno spettacolo. Arriviamo, vedete qua, questa specie di recinto, questa è Forcella Ambrizzoia e guardate che vista che viene fuori da dietro tutti che fanno foto perché wow, super, che roba. E là sotto c'è il rifugio, ma guardate che spettacolo, mamma mia, viene da piangere. Bestiale proprio, che roba è, ma poi guardate l'autunno com'è autunnale. Ma che roba, che contrasti. E là sotto il lago che sta andando in ombra. Di microonde. Non può andare in bici, dai, non so se è un pericolo. No? Allora, 3% di batteria, ma ne ho un'altra. Allora, dopo essere stati a bocca aperta qua tipo un quarto d'ora a tutta questa bellezza, adesso seguiamo il facile sentiero fino giù al rifugio e al lago. Vediamo se vengono fuori qualche fotino interessante all'ombra. Vediamo, vediamo. Allora, qua anche se è il buio. Ma di che colore? Mamma mia, sembra finto. Guarda che abbiamo appena trovato. Abbiamo appena trovato i diari dello Scarbone, ragazzi, non abbiamo fatto un pezzo di video insieme, comunque ciao. Buon rientro. Allora, dopo l'anno scorso che ci siamo incrociati nel pubblicare video lo stesso posto nel stesso giorno, tutti e due per 2 settimane di fila. Fate una cosa karmica. Oggi ci siamo incrociati qua sulla Croda, stupendo. Non abbiamo fatto video dire oh ciao, insomma, abbiamo fatto 2 chiacchiere, potevamo star lì a chiacchierare anche per delle ore, però qua Quando si parla di montagna è così. è così, bellissimo. Ciao ragazzi. Fumo? Non te ciao. Ciao, quello lì.
Quello è il voucher? Sì. Ma guardate cos'è sta roba. Sì, amore, ma come si riesce a fare una foto di questi contrasti così? Si può far capire sta roba? Secondo me no. Dovete venire qua? È così incredibile che dovete venire. Cioè, i colori sono così intensi. Uno spettacolo. Dovete venire. Ma veloci? Subito. Allora non rende, ma qua guarda che paretona. Wow. Comunque siamo vicini al rifugio, si sentono gli schiamazzi. Arriviamo al lago. In effetti. L'anno scorso io qui sono venuto in elicottero e ho buttato giù un cesto di pesci. Tanti perché metà muoiono con l'impatto. Oh! Oh! È il cane? Ops! Serve che vanno via come disgraziati, mi capito un bambino. Non posso. Andiamo a bere. Allora, arriviamo qua al lago. Guarda che spettacolo. Ricacciamo subito una foto. L'unica roba che dovevi lavarti. E intanto vi faccio vedere che siamo Croda del Lago 2046. Guarda che roba. Allora, arriviamo qua al rifugio. Andiamo a berci una birretta o qualcosa. Dai, andiamo dentro. Bel cappuccio io. Adesso tanto il sole qua è andato giù, poi vediamo se riusciamo a fare una foto al lago, ma la luce è andata via. Qui al lago potevamo venire con la bacca. No, la bacca. Guarda. Andiamo! Allora, non so se si sente, ma birrona ha già preso un brûlée. Brûlée di mele, ragas. E quella tortina è cos'è? Di ricotta? Ma di cosa stiamo parlando? Sono proprio odore da brûlée, bomba! Qua con sfondo lago, vediamo, si vede un po', dai, guarda che bello, amore. Sì? Sfondo lago con gli arici gialli, super autunno. Adesso dopo il ristoro che ci siamo fatti in rifugio andiamo verso casa. Veramente io avevo prenotato la sauna. La sauna dov'è? Guardate che robino. Dov'è? Qua, vedete che saunina. Qua immaginate l'inverno, venite su con la jeep. Davvero però, non stiamo scherzando. Ti portano qua, neve, sauna calda, prenota e vieni. Brûlée di mele. E qua qui al rifugio si può venire anche in jeep, c'è la navetta che parte da Cortina e viene qua. Qua è l'autunno che si specchia nel lago. E anche il rifugio, guarda che roba. Stupendo qua. Dove cercare l'autunno lo trovate qua. Jack arriva con il tramonto alle spalle, guardate com'è specchiata qua la situazione, come si specchia qua tutta la faccenda. Ma guarda. Ma che roba. Tutto il lago a specchio, tutto infinito. Qua c'è un super cancellino, qui antimucca,
Adesso ritroviamo le 5 torri e le razzuoi. Allora arriviamo qua a un crocevia, siamo al Cason de Formin, che è quelli. Quindi siamo vicini al bivio di stamattina. Andiamo a vedere sto Cason de Formin cos'è. Andiamo a vedere. Arriviamo a questo casotto. Wow, taglio qua. Guardiamo. Qui c'è l'acqua. Ottima. E delle panche. Sì, vedo già da qua che è chiuso a chiave. Sì, una roba privata. Però bellissimo. Appunto barbecue, legna, panca. C'è l'acqua. Già. Col sapone anche. Ma che bellezza è! Bello. Allora ho messo su qua un po' di acqua e ci facciamo un tè. Tanto un po' di merenda. Già stai lavando i panni. No, si è lavato le mani. Caro. Allora, visto che siamo quasi arrivati alla fine, possiamo tirare le somme qua in questo casotto che... cioè, guardate che vista ha. Ce lo compriamo, portiamo quella barca. Allora, sintesi del giro, bello da fare. Da fare? Sì. Veramente questo è uno degli anelli più iconici delle Dolomiti. Cioè, Iconici. due volte. Una pubblicità di Dior. Comunque fatta in autunno, noi lo cuciamo in autunno col foliage come avete visto, cioè Vado avanti. della verità è 2 anni che vogliamo venire, un anno ci siamo perso perché c'era il foliage, non potevamo venire e la settimana dopo ha nevicato tipo 2 metri e basta, la stagione è finita. E l'anno prima invece eravamo da un'altra parte, quest'anno ci siamo prenotato come data già, non so, quest'estate ancora, nel senso ci siamo fissati la data ancora quest'estate, anzi l'anno scorso abbiamo detto prossimo anno, il giorno del foliage andiamo. Quindi adesso cercheremo di pubblicare questo video il prima possibile perché così potete vedere il foliage com'è in questo periodo. Così vediamo uno spunto, venite immediatamente. Uno spunto. Avete altri posti che ci consigliate dove andare a vedere del foliage? Perché così possiamo andare magari subito? Scriveteci sotto se siete arrivati soprattutto fino a questo punto del video, che non so, magari sarà lunghissimo come al solito, che le nostre sono sempre avventure. Grazie a chi arriva fin qua. Bravissimi, siete i nostri eroi. Diciamo che più che un video su YouTube la nostra è una puntata di un reality, ecco. Dura sempre 40 minuti, quindi... Comunque nel frattempo che Fabio parla come un assassino io vado a prendere da mangiare. Va a prendere da mangiare. Qui, giusto per uniformità, siamo tornati al cartaglio. Stamattina siamo andati per di là, adesso siamo tornati di qua. Abbiamo appena fatto merenda qua. Andiamo a casa per di qua, capito tutto? Top, via la macchina, via, via. Allora. Ma la vedete? La tufana. Allora, siamo nell'asfalto, quindi siamo arrivati alla macchina. Allora, il giro d'anello di oggi 15 km per un totale circa di 1000 metri di dislivello positivo e anche negativo.
E bellissimo, ci abbiamo messo tutto il giorno facendo tranquillamente un po' di pause eccetera. Necessito di pizza adesso. Adesso Vi salutiamo e cerchiamo la pizza. iscrivetevi al canale, che vedo che guardate i video senza essere iscritti, cioè Vedo. vi vedo, cioè percentuale dice 86% non iscritti, poi guardate i video, iscrivetevi, costa niente, noi siamo felici. Esatto. Lasciate anche un likeino. Più importante è iscriversi. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima avventura. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Ciao!